61 progetti e oltre 73 milioni e 300 mila euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dedicati alla difesa del territorio e alla salvaguardia ambientale. Questo è lo sforzo sostenuto dalla Regione del Veneto nel periodo di programmazione 2007-2013. Grazie ai finanziamenti sono state realizzate opere infrastrutturali per la difesa del suolo e la messa in sicurezza di territori a rischio esondazione e interventi di bonifica di siti inquinati come terreni o acque sotterranee e superficiali. Sul delta del Po, i 16.000 ettari di terre dell'isola di Ariano si trovano al di sotto del livello del mare, un'area che solo gli impianti idrovori e un preciso sistema di canalizzazioni consentono di strappare alle acque di bonifica del mare e del fiume. Tra questi, l'idrovora Kazen ad Ariano Polesine, un impianto del 1942, dove attraverso un finanziamento di 860.000 euro di fondi comunitari destinati al ripristino della rete idraulica, è stata installata una nuova pompa di primo salto. Si tratta di un sistema elettromeccanico che consente di prelevare l'acqua e scaricarla in un bacino a quota superiore. La nuova elettropompa a immersione è stata alloggiata a un livello inferiore al di fuori dell'edificio per adeguare l'impianto al territorio circostante. L'intera zona, infatti, è interessata dal fenomeno della subsidenza, ovvero il disomogeneo abbassamento dei terreni dovuto alle estrazioni di metano negli anni 50 e 60. Il nuovo impianto consente di mantenere basso il livello dell'acqua nella dorsale di scolo Canale Veneto, dove accogliere straordinari volumi di acqua ed evitare l'allagamento delle campagne e delle abitazioni. Attraverso i fondi europei, il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha realizzato diversi interventi urgenti al sistema di scolo di tutta Isola di Ariano, come ad esempio la ricostruzione del ponte sul canale Bazzana-Torretti, lungo la strada provinciale nel comune di Corbola, che è stato abbassato e ampliato. Per prevenire il rischio di esondazione e mettere in sicurezza l'area metropolitana di Vicenza, la Regione del Veneto ha avviato la realizzazione di una cassa di laminazione sul torrente Timonchio a Caldogno, cofinanziata con 10 milioni e 300 mila euro di fondi europei. Si tratta di una vasca di espansione di 106 ettari, quasi 150 campi da calcio, che in caso di emergenza è in grado di tagliare l'onda di piena del torrente e invasare fino a 3,8 milioni di metri cubi di acqua, evitando che la piena del Timonchio si riversi sul fiume Bacchiglione. Il bacino, che in condizioni ordinarie sarà adibito ad agricoltura di seminativi e a prato stabile, verrà circondato da argini alti fino a 7 metri lungo un perimetro di oltre 5 chilometri. La cassa di espansione sarà divisa in 2 settori separati da un argine e interconnessi l'uno all'altro per poter gestire l'invaso e decidere di volta in volta se far defluire l'acqua solo in una parte del bacino o in entrambe. I lavori di ripristino del terreno permetteranno di regolarizzare la pendenza da monte a valle per un corretto drenaggio dell'acqua, riutilizzando tutto il terreno scavato all'interno del cantiere. Oltre ad aver prodotto un miglioramento sotto il profilo fondiario e ambientale, gli scavi hanno riportato alla luce anche un piccolo sito archeologico. Il terreno al di sotto dell'argine è stato impermeabilizzato così da prevenire infiltrazioni dell'acqua negli scantinati delle vicine abitazioni. Oltre ai lavori di scavo, sono in corso anche i lavori di costruzione delle opere idrauliche in calcestruzzo, dove saranno alloggiate le paratoie e gli organi di controllo e manovra che consentiranno di gestire il bacino anche a distanza. Nell'estremità nord dell'argine, l'opera di presa dell'acqua e di taglio dell'onda. Lungo l'argine occidentale e a sud, le 2 opere di scarico dell'acqua. Si tratta di edifici in calcestruzzo attraversati da 2 gallerie, attraverso cui restituire l'acqua al Timonchio una volta terminata l'emergenza della piena. Il bacino di laminazione sarà completato nel 2016 e permetterà di ridurre il rischio di esondazione di gran parte delle aree urbane di Vicenza che nel 2010 sono state colpite dall'alluvione.